braccia. Così, benissimo. È stupendo anche il tessuto che hai scelto, Francesco, per le maniche. È una seta meravigliosa con dei ritratti di imperatori e di dignitari delle corti. È l'imperatore che riproduce se stesso più volte in 1000 modi, anche lui uno nessuno 100.000 come noi a Carnevale. Poi appena I tessuti di Rubelli e dell'acqua, bevi l'acqua che fa bene, no? Appena i fotografi poi I gioielli sono composti apposta, vengono presi e composti in modo da dare un senso, e lassù vedo delle forme interne che sono dei draghi, non riesco a vedere, degli angeli che trattengono delle lanterne. Maria che sono del Carnevale Silvia Vai, Zecchini si sta prendendo il palco di Piazza San Marco, presentata al pubblico le foto ovviamente di tutti i fotografi dei media e poi ovviamente anche il palco con il Doge e la cornice delle altre 11 Marie del Carnevale di questa edizione 2024 con la patrona Maria Grazia Bortolato. Vostra Altezza, avere a che fare con le bellezze della città e dell'entroterra, della città metropolitana di Venezia. Ma andiamo a sentire velocemente anche in conclusione i nostri amici veneziani. Vi piace questa Maria del Carnevale? Bellissima, stupenda, molto bella, veramente bella. Sì, molto bella, sì. Ecco, l'abito non è quello della tradizione veneziana, richiama l'Oriente, il tema di Marco Polo, anche l'abito però è stato molto apprezzato. Infatti adesso io lo dico, ma la coreografia di questo anno per i 700 anni della morte di Marco Polo noi l'abbiamo fatta domenica scorsa sul palco, con ovviamente le stoffe che venivano dall'Oriente, richiama poi la memoria dei grandi viaggi della seta, no? Verso l'Oriente, e noi abbiamo fatto una bellissima coreografia ricordando Marco Polo per i viaggi che lui ha fatto per tutti i mercanti nella storia di Venezia. Ecco, poi Grazie. noi ci presentiamo, siamo il gruppo storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano, e vi saluto e vi auguro buon carnevale a tutti. Grazie. Anche voi. Grazie davvero.